Buongiorno, oggi ci troviamo a Bororen, provincia di Nuoro! e tra poco visiteremo la tomba dei giganti di Imbertiche. Siamo sempre attorno al 5000-4000 a.C. e stiamo appunto per vedere uno dei più imponenti e importanti monumenti dediti al culto funerario. Ma tutto questo dopo la sigla! Bene, siamo qui tra l'altro oggi in compagnia di due esperti che vengono dalla California, che scriveranno presto per dei quotidiani degli articoli sulle tombe dei giganti, menhir, dolmen, che sono appunto qui in Sardegna. Sono appena arrivati dalla Scozia, dove hanno svolto ricerche particolari, indagini, e appunto noi possiamo vedere questa tomba dei giganti, la parte centrale megalitica, un unico lastrone che non saprei dire onestamente quanti quintali possa pesare e che comunque è rimasto lì intatto dal 5000 a.C. Poi possiamo appunto vedere i due rami dell'esedra a destra e a sinistra, ma purtroppo poi manca tutta la parte posteriore, quindi manca sostanzialmente il corridoio con tutta la serie, diciamo, di loculi che appunto ospitavano le salme. Dal libro di Mauro Aresu, Uomo Terra, appunto apprendiamo che questa pietra gigantesca veniva appunto sistemata nel punto di incrocio fra due linee fortemente energetiche, e forse proprio per questo che questa pietra sta durando così tanto nel tempo. Le immagini parlano da sole.
E dalla tomba dei giganti di Invertighe un saluto e alla prossima! Calcolando un pochino di cose, cercando un po' di notizie su internet, in pratica vediamo che in tutta Italia, tenendo conto delle aree archeologiche, delle chiese e tutto, c'è un monumento ogni 4 km quadrati. In Sardegna invece, contando i nuraghe, le Domus Deianas, i meniri, dolmen, eccetera eccetera, abbiamo un monumento ogni 2 km quadrati, quindi fateci un pochino i vostri conti. Ecco, questo è un nuraghe cosiddetto attancato, cioè un nuraghe in cui abbiamo la parte centrale, il mastio centrale, quindi il corpo principale, e un altro piccolo nuraghe che è stato appunto aggiunto successivamente. Ora entriamo per vedere all'interno come si presenta. Proviamo ad entrare. Ecco, questo nuraghe si presenta con una forma abbastanza classica, una struttura abbastanza classica, una prima camera sulla destra, molto piccola e senza sbocchi. Poi entriamo subito nella parte centrale. Nella parte centrale troviamo una struttura a tholos, non crollata, quindi ancora in ottimo stato di conservazione. Ricordiamo che sono sempre passati 3500 anni. Sulla destra un'altra camera molto piccola, senza nessun collegamento apparente con altre strutture. Un'altra camera centrale, una terza nicchia più che stanza, ecco, dove troviamo dei rifiuti anche un po' troppo moderni, diciamo. E qua dovremo salire verso l'alto. Scale abbastanza ripide, per cui procediamo con molta cautela. E qua arriviamo finalmente alla parte alta, da dove si può dominare e vedere un paesaggio incredibile. E così, accarezzati dal vento, vi salutiamo e alla prossima!